settimana al Giro di Boa il presidente Zaia è fiducioso, anche oggi contagi ridotti al minimo, affonda le polemiche tra i big della sanità e conferma la mostra del cinema si farà a settembre. Spot shock della Regione Veneto contro la movida selvaggia, immagini forti per evitare nuovi casi come quello di Verona. Bene a Treviso il sindaco Mario Conte promuove il primo weekend dopo il lockdown. Nuovo round di aperture da domani oltre ai parchi e palestre, al via anche centri di formazione professionale. L'assessore Donazzana: abbiamo bisogno di imparare i mestieri. Tragico malore mentre pedalava in tandem con un amico a Nervesa della Battaglia. Carlo Durante, atleta cieco, oro paralimpico, si accascia a terra all'altezza del ristorante Ai Pioppi. Inutili soccorsi. Raffica di incidenti nella Marca, 3 feriti gravi, uno scontro a Fagarè tra auto e moto. A Castelfranco Veneto un furgone investe un pedone, è gravissimo. Prima domenica di celebrazioni a porte aperte, il patriarca Moraglia ringrazia Antena 3 per aver portato ai fedeli le sante messe. I prossimi mesi, dice, saranno una sfida per tutti. Viaggio in moto tra i filari per i bambini disabili malati oncologici in sella insieme a Vanni Oddera, campione di motocross, la terapia del sorriso. Ringrazio il Veneto che ci ospita. Buonasera, buona domenica, ben ritrovati all'edizione trevigiana dei nostri notiziari. Avete sentito, questi sono i nostri titoli di apertura che tornano con delle notizie piuttosto confortanti dal punto di vista dei numeri e quindi dell'epidemiologia, il numero dei contagi. Andiamo insieme a vedere che cosa ci racconta la tabella per la giornata di oggi. Sono soltanto 5 i casi, nuovi casi positivi da Covid-19 in tutto il Veneto, un caso di positività a Verona, uno di domiciliato fuori dal Veneto, 3 nel Bellunese, 0 casi a Treviso nelle ultime 12 ore. Sono confortanti anche i numeri che ci parlano delle persone guarite, ovvero i negativizzati, sono 14.574 in tutto il Veneto. Attualmente in Veneto positivi al Covid-19 sono 2.643 persone, mentre dall'inizio dell'epidemia 19.091. Un'altra buona notizia è quella che ci racconta del numero dei decessi, perché nelle ultime 12 ore non ci sono stati decessi in tutto il Veneto. Quindi torniamo a farvi vedere il numero 0 anche in questa tabella. Dunque avete sentito 5 i positivi, nelle ultime 12 ore 0 i decessi. Si conferma dunque il trend positivo anche per questa giornata. E sulla curva del contagio è tornato oggi, come ogni giorno, alle 12.30 dalla sede della Protezione Civile anche il presidente Zaia, che ha voluto evitare le polemiche tra i big della sanità e ha parlato di Giro di Boa per la metà della settimana. Noi abbiamo un giro di boa che ci siamo dati alla volta di giovedì, quindi 10 giorni per vedere se si muovono i ricoveri, se questo non rispetto delle regole che c'è stato, che è evidente da parte di alcuni, si traduce poi in una nuova infezione. Le conseguenze degli spritz selvaggi e di comportamenti scorretti da Padova a Verona si capiranno solo a metà settimana. Per il momento si spera e si guarda l'indice del contagio, ma è così basso. Siamo preoccupati, questo è ovvio. Siamo davanti però a un virus che oggi ci dà una positività che è sotto il 2 per 1000. Se pensate oggi, se volessimo paragonare i tamponi fatti che sono 11.000, quasi 12.000, con i positivi che sono 12, capite che siamo sotto l'1 per 1000. Per cui sono dati assolutamente che vanno verso situazioni di tranquillità. Insomma, l'andamento del contagio infonde fiducia, quella fiducia che serve a procedere con le ultime aperture, non ricomprese nell'ultima ordinanza. Una conferenza Stato-Regioni è già in programma nelle prossime ore. Spero domani di chiudere tutta la partita delle terme e poi andiamo verso il tema dei cinema, il tema delle discoteche, delle grandi aggregazioni, insomma, di quello che manca ancora all'appello. Certo, l'ipotesi di un nuovo lockdown continua a pendere come una spada di Damocle. Finché sarà gestibile, il lockdown non avrà più senso. Invece rispetto a qua, se ci fosse una reinfezione con una fiammata di quelle paurose, stile marzo-aprile di quest'anno, ragazzi, una fiammata di quelle paurose con 400-500 persone in terapia intensiva e 2000 ricoverati, va in lockdown, cioè non ci sono altre soluzioni. Cioè
perché se fosse così forte vuol dire che siamo pieni di focolai. Resta poi la polemica tutt'altro che sopita tra big della sanità regionale, con lo scambio di accuse reciproche tra il microbiologo Andrea Crisanti e la dirigente del Dipartimento Prevenzione Francesca Russo, con il primo che ha denunciato anche oggi attraverso il Fatto Quotidiano l'inesistenza di un piano regionale dei tamponi a inizio emergenza, parlando di bugie a fini politici. Tra i due litiganti Zaia non prende posizione ma rivendica il lavoro di squadra. Io di certo mi sono ritagliato il ruolo di pacere rispetto a questo. Dico che abbiamo in scuderia dei cavalli di razza e siccome non sono dei ronzini, il cavallo di razza è sempre difficile da montare, È sempre impegnativo, ogni tanto scalcia, morsica, sgroppa, però insomma io penso che ne abbiamo messi e ne ho messi tanti in fila, C'è una squadra dietro, perché non vorrei che il tutto fosse ridotto al fatto che si comunica che ci sono solo 2 persone in Veneto che sono occupate della sanità, la dottoressa Russo e il professor Crisanti. Fanno parte di una squadra. Ci siamo anche noi. E nel punto stampa Zaia ha mostrato in anteprima lo spot della regione contro la movida selvaggia, preannunciato nei giorni scorsi e rivolto prevalentemente ai giovani. È un target ovviamente mirato per tutto quello che sono poi la fascia che in questo momento è più a rischio. E quindi alla fine si finisce con questa domanda happy hour, cioè ora felice, non è un'ora felice perché se poi finisce così non è un'ora felice l'happy hour. Eccolo qua, allora vi facciamo vedere lo spot che è stato ribattezzato spot shock della Regione del Veneto. Basta poco, qualche centimetro in meno, una svista, una pacca sulla spalla, un saluto più caloroso, una risata innocente, una stretta di mano, una leggerezza e tutto tornerà a fermarsi. Il Covid-19 si combatte in ospedale, ma soprattutto fuori. E nell'appuntamento di oggi alla sede della Protezione Civile ha parlato l'assessore alla Protezione Civile Bottaccini, che ha dato dei numeri davvero eccezionali che raccontino di quanto grande e potente sia questo esercito pacifico di volontari. C'è un donatore che ne ha fatti 22 milioni e mezzo da solo e che è il sistema della Protezione Civile del Veneto. Hanno iniziato misurando la temperatura negli aeroporti del Veneto, era il 31 gennaio, quando l'emergenza ancora non si chiamava pandemia. Hanno continuato con i montaggi delle tende di pre-triage, la prima a Schiavonia il 21 febbraio, ne seguiranno altre 127 in tutto il Veneto. Allora si rivelò una scelta vincente, quella di separare i percorsi, bloccare i contagiati Covid al di fuori degli ospedali. I volontari di Protezione Civile hanno lavorato per 101.182 giornate di lavoro, che tradotto in compensi significano 22 milioni di euro regalati alla collettività. Cioè noi siamo operativi dal 31 gennaio, da quando il governo ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Ogni mattina qui dentro, dal 31 gennaio, c'è il collegamento con il Comitato Operativo Nazionale, ininterrottamente, sabati, domeniche comprese. Tende convenzionali, posti medici avanzati, supporto in attività di pre-triage, presidio negli ospedali, assistenza e informazione nelle stazioni ferroviarie, supporto nelle sale operative regionali e centri operativi comunali, ripristino di strutture ospedaliere. In 5 giorni hanno ripristinato 5 ospedali dismessi, mettendoci dentro 740 letti e sistemando ascensori, impianti termici, impianti gas medicali, eccetera, eccetera. Un lavoro enorme. 498 organizzazioni di protezione civile in tutto il Veneto, dalla Croce Rossa all'Associazione Nazionale Alpini fino ai gruppi comunali, un grande esercito di pace che vanta 8.848 volontari. In questa prima domenica dopo la fine del lockdown, la prima in cui il Veneto può tirare un primo timido respiro di sollievo, risuona il grazie della Regione, a cui si aggiunge quello dell'intera collettività. Penso che anche in questo caso abbiano dato un riscontro assolutamente eccezionale e non posso che ringraziarli.
Domani nuovo round di aperture, come disposto dall'ordinanza che è stata firmata ieri. Ripartono anche i centri di formazione professionale con i laboratori e gli esami. Facciamo il punto. Noi abbiamo riaperto i laboratori perché è evidente che larga parte di formazione, quella appunto laboratoriale, pensiamo ad una macchina a controllo numerico, hai bisogno di avere il docente e di farlo in presenza, cioè di stare accanto a questa macchina, di lavorare su una macchina. Porta un esempio concreto l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan, perché non c'è solo il mondo della scuola, altrettanto importante quello della formazione che coinvolge giovani e meno giovani, lavoratori in aggiornamento e inoccupati, un mondo che riaprirà i battenti seppure gradualmente. Con l'ultima ordinanza infatti si va a sbloccare tutta la formazione non possibile a distanza, quindi al momento laboratori, tutoraggio, esami e anche l'attività di orientamento basilare per intercettare domande e offerta di lavoro. Migliaia di studenti in tutto il Veneto, decine gli istituti, centinaia i lavoratori, spesso a partita IVA. Non hanno nulla di garantito. Se lavorano e sono impegnati si paga, altrimenti cassa integrazione, e nella peggiore delle ipotesi, quando sono lavoratori autonomi che lavorano con la partita IVA, ecco, non hanno nemmeno preso i 600 euro. Formazione a parte, dalle prossime ore via libera per il noleggio pubblico e privato di auto, bici, monopattini. Ritorneranno al lavoro gli informatori scientifici del farmaco e le guide turistiche, compresi i professionisti della montagna. Potranno aprire inoltre le aree per i bambini nei parchi pubblici e in quelli privati. Certo, l'ultima parola in questo caso spetterà ai sindaci. Sanificare regolarmente scivoli e altalene non è così banale e alcuni primi cittadini, soprattutto nei piccoli comuni, già lo stanno evidenziando. Apriranno anche i circoli culturali e ricreativi, via libera ai parchi acquatici e di divertimento che potrebbero così salvare la stagione. Domani riapriranno anche diverse palestre che per l'ordinanza regionale già potevano iniziare una settimana fa. Adeguamenti strutturali però in molti casi hanno costretto a un rinvio di qualche giorno. E adesso andiamo a Jesolo, la meta privilegiata per i trevigiani delle vacanze, al via la fase 2 anche per gli alberghi. Con quali novità? Si parte dalla sanificazione, quindi un'attenzione particolare supplementare rispetto al solito all'aspetto delle camere, dei luoghi comuni, quindi procederemo in maniera ulteriore rispetto a quanto facevamo a pulire le superfici. C'è stata un'attenzione particolare al tema dell'aria condizionata che fra poco entrerà anche in funzione. C'è il distanziamento nell'area del ristorante. Abbiamo rivisto il buffet. Non chiamate le regole diverse, sono precauzioni. Gli albergatori assicurano che lo standard di qualità non verrà meno quest'estate, che gli operatori sono stati adeguatamente formati, che i cambiamenti ci saranno, ma la vacanza non ne risentirà. Quello che diciamo è che noi chiediamo una piccola responsabilità anche ai nostri ospiti. Da parte nostra cercheremo di offrire una vacanza che non sia un ricovero oppure un trascorrere qualche giorno in una struttura che assomiglia più a un carcere, ma cerchiamo di dare lo stesso standard di servizio, ovviamente con alcune misure che da entrambe le parti devono essere rispettate. Le spa all'interno degli alberghi saranno operative probabilmente a partire dal 15 di giugno. Nel vademecum per la fase 2 sono contenute tutte le modalità per accedere alle sale comuni, comprese le piscine. Per i servizi buffet in molte strutture saranno installati dei pannelli di plexiglass e il servizio sarà assistito. Sono molte le speranze degli albergatori. Secondo Federalberghi, la sola attività ricettiva in Italia vale 20 miliardi di euro all'anno. Il trimestre marzo, aprile, maggio è destinato a chiudersi con l'azzeramento dei ricavi, ma la ripartenza con il solo mercato italiano non basta. Vale circa il 50% delle presenze, ma genera soltanto il 30% dei ricavi. Abbiamo dato per scontato che maggio ormai è perso, giugno sarà un mese difficile. Abbiamo però la prospettiva di lavorare luglio ed agosto con dei numeri che si possono avvicinare a quelli classici. Resta poi il fine stagione che, se il tempo ci aiuterà, nel mese di settembre, magari con il ritorno degli stranieri, potremo concludere in bellezza e salvare da un punto di vista economico e anche lavorativo la stagione. Allora dovremmo avere collegato con noi in diretta via Skype rigorosamente il sindaco Mario Conte. Sindaco, buonasera. Buonasera. Allora, abbiamo visto lo spot shock della regione antimovida e quindi a lei il compito di raccontare come è stato questo weekend a Treviso, se i trevigiani si sono comportati bene, com'è andata? Sì, vedendo le immagini di tante altre città in giro per l'Italia, devo dire che siamo stati bravi, sono fortunato ad avere una città con dei cittadini così diligenti e rispettosi. Ovviamente non è mancato qualche furbetto che però è stato anche sanzionato e segnalato, però
diciamo che la stragrande maggioranza dei nostri cittadini si è comportata bene dopo una falsa partenza, vi ricordate il primo giorno dopo l'apertura di una settimana fa, però insomma i messaggi, i richiami e gli appelli di attenzione sono stati ascoltati. Un ringraziamento va ai titolari dei bar che si sono adottati in molti casi di steward, di persone a supporto appunto per garantire il distanziamento sociale, quindi diciamo che tutto è andato molto bene. Senta, dal punto di vista economico com'è andata? Si sono un po' riempiti bar e ristoranti rispetto insomma alle aspettative che non erano così rosee? Ma credo che insomma i calcoli e i conti su come sta andando da un punto di vista economico si faranno più avanti, però in questo momento è importante vedere la città che riprende vita, i locali, i ristoranti che tornano a riempirsi, pur seguendo quelle regole un po' restrittive che però non impediscono a loro di tornare operativi a lavorare. Quindi credo che il messaggio sia positivo da questo punto di vista. Poi ovviamente ognuno di loro dovrà fare i conti, perché la capienza dei locali ovviamente in questa fase non può essere rispettata. Però è bello vedere la gente tornare a vivere la città, e vedo anche tanto entusiasmo tra i gestori che con grande spirito di responsabilità stanno anche rinunciando a parte del loro incasso appunto per seguire quelle linee guida indicate dalla Regione e anche dall'amministrazione comunale. Quindi li ringrazio davvero di cuore per lo sforzo che stanno facendo. Senta, oggi il suo collega di Venezia, Luigi Brugnaro, ha detto i turisti stanno tornando, la città sta ripartendo dal 1° giugno via le mascherine. Cosa dice? Continuiamo noi. Ce lo auguriamo tutti, insomma, di toglierci la mascherina e di vedere tornare i turisti. Sono convinto, i dati sono assolutamente positivi, ma non dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo tenere duro ancora qualche settimana, e poi sono convinto anch'io che la mascherina sarà davvero un oggetto che utilizzeremo soltanto in casi magari in ambienti chiusi. Però insomma l'auspicio è quello veramente di tornare a vedere Venezia e anche le nostre città piene di turisti, perché viviamo in un territorio che è davvero straordinario, con delle potenzialità turistiche, dalla cultura, la storia, la bellezza, l'enogastronomia, che sono un tesoro fantastico, e credo che la stessa voglia ce l'abbiano anche i turisti di tornare a vivere le nostre terre. Speriamo che sia così, davvero. Grazie a Mario Conte per essere stato con noi ospite in questo telegiornale della domenica. Grazie, buona serata. Grazie Sindaco. a voi e buona serata. Noi abbiamo sentito anche il comandante della polizia locale, il dottor Andrea Gallo, che ha confermato appunto le parole del sindaco. C'è stata soltanto una sanzione nella serata di ieri sera per un soggetto che è stato trovato ubriaco e sanzionato perché ubriaco e senza mascherina. Ma insomma, per il resto, come ha già detto il sindaco di Treviso, questo primo weekend dopo il lockdown è decisamente andato bene. Adesso ci fermiamo per qualche secondo e poi di nuovo con le notizie. Eccoci, ben ritrovati. Apriamo adesso un'ampia pagina di cronaca. Purtroppo la fine del lockdown ha portato anche nuovamente motociclisti, ciclisti, automobilisti a riversarsi sulle strade e immancabilmente purtroppo sono tornati gli incidenti stradali. Ce ne sono stati diversi in questa domenica, l'ultimo in ordine di tempo nel pomeriggio a Castelfranco Veneto, lungo la statale Postumia, all'altezza della rotonda per Resana. Un pedone di 76 anni è stato investito da un furgone. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. L'uomo è lì trasportato all'ospedale di Treviso, dove è arrivato in gravi condizioni. Sul posto per i rilievi è arrivata la polstrada. Un altro incidente stradale, siamo a Fagarè di San Biagio di Callalta. Una moto è finita contro un'auto che stava svoltando e anche qui ci sono 2 feriti gravi. È stato un attimo, poi lo schianto. La moto è finita contro un'auto che stava svoltando. I 2 motociclisti sono volati dentro un fosso. Il gravissimo incidente è accaduto poco prima di mezzogiorno in via Francesco Baracca a Fagarè di San Biagio di Callalta. L'uomo è stato trasportato con l'ambulanza all'ospedale di Treviso, la donna stabilizzata e portata al Cafoncello con l'elicottero. Le condizioni di entrambi i motociclisti sono gravi. Sotto shock l'automobilista, che nulla ha potuto fare per evitare l'impatto. Il forte boato è stato sentito dai titolari dell'osteria Payer.
Ter. Abbiamo sentito l'incidente avvenire qui presso il nostro ingresso, dove una macchina stava svoltando per venire a ritirare della merce da asporto e appunto il mezzo in sorpasso è andato a urtare il veicolo, ecco, e quindi hanno fatto un bel volo e diciamo parecchie lesioni. L'auto in bilico nel fossato, la moto è finita dentro a qualche metro di distanza, i caschi della coppia. Hanno riportato gravi lesioni, a prima vista, anche da un profano come me che non è del settore. Abbiamo cercato di fare il nostro meglio fino all'arrivo poi delle forze dell'ordine. Un impatto violentissimo. Molto violento, sì, molto violento. Ci auguriamo solo che stiano bene. Sul posto sono arrivate 2 squadre dei vigili del fuoco, la polizia stradale e gli uomini del SUEM. Secondo una prima ricostruzione la moto sembra fosse in sorpasso e non si sarebbe accorta dell'auto che stava svoltando a sinistra verso l'osteria. Subito soccorsi i 2 motociclisti, coscienti ma gravi. Hanno riportato numerose lesioni. A terra pezzi della moto, i caschi nel fosso. Lutto nel mondo dello sport, è morto oggi a causa di un malore. Carlo Durante aveva vinto le Paralimpiadi a Barcellona nel 92. Si trovava sul Montello nei pressi del ristorante Ai Pioppi a Nervesa della Battaglia quando è stato colto da un malore. Carlo Durante, 74 anni, affetto da cecità, stava pedalando in tandem assieme a un amico. A un tratto si è sentito male e si è accasciato a terra. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto gli uomini del SUEM che hanno tentato di strappare l'uomo alla morte. Nonostante i tentativi per rianimarlo, il 74enne non ce l'ha fatta. Disperato il compagno di tandem che nulla ha potuto fare per aiutare l'amico. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Durante, residente a Montebelluna, era appassionato di sport fin dall'adolescenza. Grazie ad alcuni amici e alla società sportiva GS9 di Padova aveva partecipato a numerose maratone, ottenendo la medaglia d'oro alla Paralimpiade estiva di Barcellona del 1992, argento in quella estiva del 1996 di Atlanta e bronzo alla Paralimpiade estiva del 2000 a Sydney. Pioniere del movimento paralimpico in Veneto, aveva dedicato la sua vita anche all'attività di promozione dello sport per i disabili. Dopo ben 16 anni di onorato servizio dal 2004, il dottor Paolo Rosi ha lasciato la direzione del SUEM 118 dell'ULSS 2 Marca Trevigiana per trasferirsi al comando del SUEM dell'ULSS 3 Serenissima, su espresso desiderio del direttore generale Giuseppe Dalben. Rosi sarà infatti il nuovo direttore della centrale operativa Servizio Urgenza ed Emergenza Medica Veneziana. Laureato in medicina e chirurgia all'Università degli Studi di Padova, nel 1983 si è specializzato in anestesia, rianimazione, igiene e medicina preventiva. È anche responsabile scientifico del coordinamento regionale emergenza-urgenza. Dal 2018 al 2020 è stato direttore generale del progetto per la creazione del National Emergency Medical Service della Sierra Leone. Ed ora andiamo ad Ormelle, dove continuano i furti al centro di conferimento di rifiuti ingombranti, una situazione insostenibile anche perché la legge non aiuta. È un problema molto grave, ma soprattutto anche dal punto di vista normativo, perché poi anche se questi ladri fino a questo momento vengono presi, non costituisce reato dal punto di vista penale. Tradotto, anche se vengono identificati o presi mentre rubano, non possono essere arrestati, con questi risultati. Dal cancello d'entrata che fa fatica ad aprirsi e a chiudersi, alla rete costantemente tagliata. Cos'è che portano via maggiormente? Batterie delle macchine tutte. Cioè quelle che sarebbero qua? Certo, quelle che sarebbero qua. E questo nonostante telecamere e sorveglianza notturna. È sconfortato il presidente De Luca, che ricorda come questi furti e vandalismi alla fine colpiscano le bollette di tutti, famiglie e imprese. Come minimo tra 20 e 30 mila euro a ogni card all'anno, quindi se l'immagina. L'appello a questa gente qua. L'appello, siate incivili, se avete bisogno di qualcosa venite e ve lo do, ma non fateci danni. Costa più i danni che quello che gli dovremo dare. Questo in attesa di un'azione più decisa nei confronti di chi ruba, promossa dal Presidente del Consorzio nella sua veste di Senatore della Repubblica. E dal punto di vista normativo inasprire un attimino le pene, perché evidentemente anche i rifiuti sono una risorsa della comunità, e quindi è giusto poi che chi viene preso a rubare paghi anche dal punto di vista penale. Prima domenica con le celebrazioni aperte ai fedeli, oggi abbiamo trasmesso la messa dal Lido di Venezia, officiata dal patriarca Francesco Moraglia. Sentite un passaggio della sua omelia.
Noi riteniamo che i presidi che ci sono stati prescritti non sono prima di tutto degli obblighi, ma dei doveri di responsabilità. E allora come cristiani ci sta a cuore anche il bene degli altri. E allora accogliamo questa possibilità ancora ristretta di celebrare insieme la Santissima Eucaristia dopo mesi in cui, e desidero ringraziare perché è l'ultima volta che ci accompagna, Antenna 3, la quale ha permesso a migliaia e migliaia di persone di poter partecipare in tutto il Veneto alla celebrazione eucaristica che si teneva di volta in volta nelle nostre chiese del Patriarcato di Venezia. Non contano le difficoltà, conta il coraggio e la forza che noi avremo soprattutto nei prossimi mesi per voltar pagina, per far tesoro se ci sono state delle cose da mettere a fuoco per il futuro. E che quindi i mesi che ci stanno di fronte sono una sfida perché l'emergenza sanitaria non diventi emergenza economica e non diventi, Dio non voglia, emergenza sociale. Avete sentito un messaggio forte, non diventi un'emergenza sociale, quello lanciato oggi dal Patriarca nel quadro della celebrazione della festa della Sensa, un rito di profondo significato molto semplice che vi abbiamo mostrato questa mattina, e si tratta del rito dello sposalizio con il mare che si è celebrato appunto a San Nicolò. Vi facciamo vedere un breve estratto. Adesso ci spostiamo a Pieve di Soligo tra i filari del Prosecco per farvi vedere una mototerapia davvero speciale. La chiave che fa click, il rombo dei motori, le ruote che iniziano a sfrecciare sull'asfalto, l'odore del vento sulla faccia e l'aria tra i capelli. Un'esperienza pazzesca, fortissima, che tutti questi ragazzi, disabili e malati oncologici, non avrebbero mai potuto provare. Sei? Una normalità, quella di percorrere la strada in bici o in moto, che per molti di loro non sarà mai. È il regalo di Vanni Odera, 39enne ligure, campione di freestyle, che dal 2019 porta la mototerapia in giro per l'Italia. È arrivato a Pieve di Soligo, sulle colline del Prosecco, a sfrecciare tra i filari, chiamato come lo scorso anno dall'imprenditore coneglianese Gianpietro Darè. L'iniziativa ha con lo scopo di raccogliere fondi per le associazioni presenti, dagli amici di Diego Onlus al centro diurno Punto a Capo, il CEO della Margherita e la fondazione Oltre il Labirinto. Io è una cosa che volevo tanto fare questo, farvi arrivare qui per aiutare tutti questi bambini che sono stati dimenticati da tutti quanti in questo momento.
È vero, perché in questi mesi, purtroppo, con tutto quello che è successo, i più deboli sono stati messi da parte. Ma noi questo non lo vogliamo, siamo qua perché, e soprattutto per far vedere che il Veneto è una grandissima regione. Ci ha ospitato a braccia aperte, quindi viva la moto e viva la mototerapia. Dai 6 anni il campione porta in tutta Italia l'attività di Freestyle Hospital, che prevede di percorrere le corsie degli ospedali in sella alla motocicletta, portando i bambini ricoverati. Questa volta il coronavirus li ha costretti fuori dalle strutture sanitarie a sfilare tra i filari. Una giornata indimenticabile per i bambini, uno di quei momenti in cui sembra davvero che i sogni possano diventare realtà. Adesso andiamo a Valdobbiadene, dove oggi è stata la giornata dedicata ai brindisi, nelle immagini ovviamente anche per brindare a un nuovo piano del comune, ma ovviamente in pieno senso di responsabilità. Domenica sui colli per molti trevigiani e non, a Valdobbiadene la piazza si è animata come non succedeva da mesi. Moto parcheggiate, bar aperti e spritz rigorosamente con mascherina hanno scandito la giornata nel cuore del patrimonio UNESCO, dove negli agriturismi della zona è tornata anche un po' di musica. Atmosfere quasi impensabili fino a qualche settimana fa. Certo, ha aiutato anche la Domenica di Sole. Il flusso dei visitatori, spiega il vice sindaco, è stato comunque responsabile e civile. La gente è iniziata già a muoversi fin da subito, quando è arrivato il via libera questo fine settimana. L'ho visto particolarmente positivo, ovviamente nel pieno rispetto di tutte le normative dovute all'emergenza Covid. Intanto il Comune ha predisposto un piano straordinario per la ripartenza del comparto della ristorazione, con la concessione gratuita di occupazione del suolo pubblico ai pubblici esercizi, che potranno così mitigare la riduzione dei posti a sedere dovuta dall'obbligo di garantire il distanziamento sociale. Il Comune ha già individuato le aree disponibili e sono diversi i locali che hanno già inoltrato domanda. Avevamo già capito che comunque bisognava agire sul distanziamento sociale, quindi di conseguenza abbiamo dovuto ragionare e andare a ampliare tutti gli spazi di somministrazione sia su aree pubbliche che su aree private, e anche i mezzi e vigneti, grazie alla collaborazione dell'azienda sanitaria, appunto ci ha fornito la possibilità di poter mangiare anche i mezzi e vigneti. Pranzare e brindare tra i vigneti UNESCO, dopo mesi di quarantena, il modo migliore per ritornare a respirare un po' di fiducia. Le notizie da Belluno. Incidente stradale anche nel bellunese tra Erto e Casso questo pomeriggio alle ore 16 nella zona vicino alla diga del Vaillant, dopo la palestra di Roccia. Lo schianto è avvenuto in galleria, il motociclista in sella ad una Kawasaki si è schiantato contro una Giulietta ed è rimasto ferito in modo grave, è stato portato d'urgenza a Belluno. E poi c'è stato anche un soccorso alpino nel Rio Pusterno a Fastro di Arsiè. Già l'uomo era scivolato in un ghiaione nella giornata di ieri. È scivolato nel Rio Pusterno a Fastro di Arsiè, forse già nella giornata di ieri. Per tutta la notte sembra sia rimasto lì fino a questa mattina, quando ad accorgersi dell'uomo alcuni passanti che hanno immediatamente allertato i soccorsi e le forze dell'ordine. L'anziano era incosciente. L'uomo, 81 anni, è stato raggiunto dal soccorso alpino di Feltre, dal personale medico e dal personale tecnico di elisoccorso dell'elicottero del SUAME di Pieve di Cadore, che gli hanno prestato le prime cure urgenti. L'81enne ha un probabile trauma cranico e un possibile stato di ipotermia. Imbarellato e sollevato sulla strada, l'uomo è stato imbarcato e trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Treviso. Altri 2 interventi del soccorso alpino, la notizia è arrivata davvero da poco in redazione. Attorno a mezzogiorno l'elicottero del SUAME di Pieve di Cadore, in accordo con la centrale operativa di Trento, è intervenuto nella parte alta di Pian dei Fiacconi per una sci alpinista che si era procurata la probabile distorsione di un ginocchio. 52enne di Valdagno stava scendendo in compagnia ed è stata recuperata dall'elicottero. Poi c'è stato un altro intervento alle 14. L'eliambulanza è stata inviata lungo la via della Normale del Monte Terza Piccola al capoluogo di Santo Stefano di Cadore per un escursionista colpito da un sasso. Una volta individuato, 61enne di Vigo di Cadore è stato imbarcato con un verricello di 60 metri assieme al
compagno è medicato per un possibile trauma toracico, è stato portato a Belluno. E poi sono riprese questa mattina alle ore 6 le ricerche di Carlo Manfroi, 63 anni, di Cencenighe a Gordino, uscito ieri per una passeggiata. Come d'abitudine non è più rientrato. L'uomo è partito insieme al suo cane dalla propria abitazione a Chenè in mattinata, da dove in una decina di minuti di sterrata si raggiunge Bricol, da cui parte una rete di sentieri denominata Le Lal sotto il Monte Pelsa. Quando alle 13:30 però il cane è ritornato da solo, la moglie ha atteso invano il marito per poi lanciare preoccupata l'allarme. Alle ore 16 il soccorso alpino di Agordo insieme a quello di Valboisis, di Alleghe e i vigili del fuoco hanno subito iniziato a setacciare l'area e le ricerche stanno continuando anche in questo momento. Siamo adesso arrivati allo spazio dedicato ai bambini con la rubrica Bimbi in TV. Li spingo io. Ciao. Questo per noi era l'ultimo servizio, vi lascio le previsioni del tempo e vi ricordo che rimarremo insieme ancora un'ora con l'informazione fino alle 21 per l'ultima parte dell'edizione straordinaria. Grazie, arrivederci. Benvenuti al Meteo. Inizio di settimana contrassegnato dal bel tempo. Sarà un lunedì 25 maggio in compagnia del sole e di un clima molto mite. Nel dettaglio sul Veneto avremo condizioni di tempo asciutto e stabile. Avremo infatti un ampio soleggiamento un po' su tutto il territorio regionale e il cielo sarà al massimo poco nuvoloso. Vediamo anche le temperature minime tra 10 e 16 gradi. Per quanto riguarda le massime, la colonnina di Mercurio arriverà a segnare i 27 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà una splendida giornata soleggiata, al massimo con poche nubi a carattere sparso. Temperature minime fino a 15 gradi, massime tra 23 e 25 gradi. Infine poche novità sul Trentino Alto Adige, non cambia di molto la situazione con tanto sole ovunque, solo con qualche locale piovasco sui settori di confine. Temperature minime sui 12-13 gradi, massime fino a 26 gradi all'incirca. Dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.